O pastore ha detto per tutto il mese di settembre parleremo dello stesso tema, né? Vegliate, Gesù sta tornando. Amém. Il testo che stiamo utilizzando è Matteo 25:13. Questo è il testo. E questo testo, se tu puoi aprire la tua Bibbia, questo testo dice così: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Oggi parlerò del ritorno di Gesù, un po' una introduzione dei segni, principalmente dei segni, ma ogni domenica parleremo di un impegno che abbiamo. Noi tutti abbiamo un impegno. Quale dovrebbe essere la nostra posizione come Chiesa di fronte a tutto questo? Il biglietto in mano è un'espressione che io ho creato quando ancora lavorava come insegnante in Brasile. È un'analogia che ho fatto con la nostra vita spirituale. Il biglietto in mano si riferisce al nostro livello di impegno con Gesù Cristo. È questo. E un minuto in più, per favore, china la testa, chiudi gli occhi, preghiamo. Signore Gesù, dedichiamo questa mattina per adorare a Te. Arriviamo a Tua casa per ascoltare la voce del Tuo Spirito Santo. Apri nostro cuore, Signore. Apri nostro cuore per capire la Tua volontà. Cambia la nostra vita, Signore, riguardo la luce della Tua parola. In nome di Gesù Cristo, Signore, dedichiamo a Te, che è l'unico degno di ricevere tutta la gloria, il nostro culto in questa mattina. Lasciamo nostra casa, Signore, per andare a Tua casa, per ascoltare la Tua parola. Aiutano, Signore, come questa santa cena che hanno partecipato, Signore. Cambia tutto, Signore, in nome di Gesù. Principalmente, Signore, davanti a questa posizione che abbiamo, a questo impegno che abbiamo come Chiesa davanti a Te, come figli di Dio davanti a Te, in nome di Gesù. Amém. Amém. Glória a Dio. Prima cosa, Dio ha scelto Israele, il popolo di Israele. Un popolo con cui Dio ha fatto alleanze. Un popolo che ha visto e sperimentato il soprannaturale di Dio. Il popolo è stato liberato dalla schiavitù in Egitto, ha visto il mare rosso aperto, ha mangiato manà per 40 anni, ha ricevuto la legge morale sulle tavole di pietra,
hanno ricevuto il modello di culto. Un popolo che era preparato per riflettere Dio nel mondo. Ma Israele ha rifiutato Gesù Cristo. E Giovanni, capitolo 1, verso 11 e 12. Giovanni 1, verso 11 e 12, dice così: è venuto in casa sua e i suoi non hanno ricevuto. Ma tutti quelli che hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome. Questo parla di te e di me. Amen. In Romani, l'Apostolo Paolo rinforza questa parola. Capitolo 11. Voglio leggere alcuni versetti, ma può leggere dopo a tua casa, ma Romani 11, la parola di Dio dice così, versetto 7, che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti. Versetto 8. Come è scritto, Dio ha dato loro un spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. Verso 11. Ora io dico, sono forse incapaci perché cadessero? Non di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare alle loro gelosia, no? Adesso versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. 26. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il libertatore verrà da Sion. Amen. Questo è un riassunto breve. Oggi la Chiesa è il nuovo Israele di Dio. Fare attenzione, io e tu siamo il nuovo Israele di Dio. Tutte le alleanze abramica, davidica, mosaica passarono alla Chiesa. Non sapevo se hai fatto attenzione, ma la Santa Cena, Gesù Cristo, prendendo il calice, dice, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Il pastore ha letto questo. Una nuova alleanza per la Chiesa. Il sangue di Gesù Cristo, la sua vita, una opera cambiata. Il periodo della Chiesa è iniziato con Pentecoste, riguardo a parola di Dio che dice quando lo Spirito Santo è disceso e è ancora con la Chiesa oggi, e finirà con il rapimento, quando la Chiesa sarà portata in cielo. Questo periodo che stiamo vivendo ha iniziato con Pentecoste e finirà con il rapimento. L'Apostolo Paolo dice, Romani 11, 25, solo per
reforçare. Il tempo degli stranieri sarà completo. Dopo Israele si sveglierà. Ma, cioè, il periodo di grazia finirà con il rapimento, come hanno detto. Dopo che la grazia finisce, la vita su questa terra non finirà. Il mondo, la nazione di Israele, il malvagi, entreranno, secondo dice la Bibbia, in la grande tribolazione. Ma io faccio una domanda. Gesù tornerà davvero per prendere la sua Chiesa? Sì o no? Sì. Dove troviamo questa promessa? Nella Bibbia. Se andiamo a Atti, capitolo 1, verso 4 a 11, non voglio leggere questo testo perché è più lungo, ma gli angeli hanno annunziato il ritorno di Gesù. Dopo di essere risorto, Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che lo Spirito Santo sarebbe venuto per stare con la Chiesa. Ma nel versetto 9, la Bibbia parla di questo modo. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato in una nuvola, accogliendolo, lo estrasse ai loro sguardi. Versetto 10. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre ele se ne andava, due uomini in vesti bianchi si presentarono a loro e disseram, verso 11, uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Alleluia. Angeli parlando di questo. Alleluia. Gesù proprio ha fatto questa affermazione, ha detto che tornerà. Giovanni 14, verso 1 a 3, dice così: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimori. Se non vi avrei detto forse che lo vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato a vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò preso di me. Alleluia. È per questo che quella croce è vuota, perché Lui è in cielo. E vi accoglierò preso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Oh, che promessa, che bello! Ma i segni che stiamo vedendo indicano la fine, perché è questo il dubbio per molti cristiani. Mentre aspettiamo che Gesù ritorni, il palco, non sapevo come posso dire il palco cenero o il palco solo, palco questo, palco, non è palco, è palco, palco cenero, scenico, ok, grazie. Il palco scenico per la grande tribolazione è in preparazione in questo tempo che stiamo vivendo. E i segni che stiamo vedendo non indicano la fine. Io posso dire a te, no. Ecco perché Gesù ha detto in Matteo 24, verso 6 a 8, voi udrete parlare di guerra e di rumori di guerra, guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che
tutti questi avvengono, fate attenzione adesso, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazioni contro nazioni, regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Adesso, verso 8, fare un'affermazione importante. Ma tutti questi cose saranno soltanto l'inizio di dolori. Allora, che possiamo dire della pandemia Covid-19? La crisi economica mondiale. Non sapevo se possiamo usare questa parola inglese, chip, microchip, biochip, scheda. Italiano parla molto scheda, no? Ma la parola inglesa, chip, per te, hai capito? Significato? Chip. Ok, grazie. Chip. La tecnologia, per esempio, 5G, che sarà la internet delle macchine, e il controllo delle persone nel mondo, tutti questi sono temi che tu puoi cercare in internet, per esempio. Abbiamo bisogno, prima, di conoscere la parola di Dio. Questo è importante, per contestualizzare il segno con la storia del mondo. E voglio fare un'affermazione a te. Abbandonando il false notizie di escatologia. Altre parole inglese, fake news, escatologiche. Hai tanti oggi. Ma fare attenzione di che io ho detto, abbiamo bisogno di conoscere la parola e contestualizzare i segni con la storia del mondo. Nel XIV secolo il mondo ha visto la peste nera, per esempio. Io non ero là in quella epoca. È stata la pandemia più devastante della storia. Solo in Europa circa di 50 milioni sono morti, quando la peste raggiunse il picco nell'anno 1347. Dopo di questo, 1914, la prima guerra mondiale, 17 milioni di persone, inclusi soldati civili, morirono. 1918, la influenza spagnola brucia. Il virus che in 3 anni ha contaminato 500 milioni di persone in tutto il mondo. Si stima che siano morti più di 60 milioni. E dopo il 1939 venne la seconda guerra mondiale. 85 milioni di persone morirono. E l'11 dicembre del 2019, l'anno scorso, è emerso Covid-19. Con il primo caso in una città cinese chiamata Wuhan. E l'11 marzo di questo anno, la OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, ha dichiarato Covid-19 pandemia. E oggi questo numero mio già non è vero, già è oltrepassato, ma oggi sono già 26 milioni contaminati nel mondo, con 874 mila morti, e i numeri continuano ad aumentare. Paesi come Cina, Spagna, Germania, Francia e altri hanno adottato la misura chiamata, la parola inglese, lockdown. E con ciò l'economia del mondo si è fermata quasi nel tutto. Molte persone hanno perso
i lavori sono sorti gravi problemi sociali. Tu hai, qua in Italia, quando io ero a Brasília, io stavo guardando voi, tutti presi a casa. Ricorda di questo tempo? Febbraio, marzo. Chiuso, totalmente chiuso a casa. Ma di fronte a questo scenario con guerra, carestie, pestilenze e terremoto, non ci sono basi bibliche per sostenere che la grande tribolazione sia iniziata. Questo è importante per noi, perché Gesù ha detto questo. Importa che tutto questo venga a esistere in mezzo a noi. Nella cronologia biblica, la grande tribolazione ha due indicatori. Inizierà solo dopo il rapimento. Oggi non parleremo di dettagli, solo voglio fare una breve introduzione. Ma la grande tribolazione inizierà solo dopo il rapimento. Il secondo indicatore non ha niente a che fare con la Chiesa. Non è tempo per la Chiesa, perché la Chiesa starà in cielo in questo tempo. È un pensiero sbagliato, non è corretto, non è biblico. Ci si potrebbe chiedere, ma Covid-19 fa parte del seme menzionato da Gesù? Che pensa tu? Direi anche di sì. Come ha detto Gesù, importa che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. E una domanda importante per noi, la Chiesa del Signore. C'è stato un conflitto tra i progressi della tecnologia e la Bibbia stessa? Pensa un po'. C'è stato un conflitto tra i progressi della tecnologia e la Bibbia stessa? Sì o no? Quando ho studiato alla facoltà di teologia a Brasília, ho studiato una materia che si chiamava bioetica. La bioetica è lo studio dei problemi morali suscitati dalla ricerca scientifica in biologia e medicina. La bioetica è un mediatore, questa parola è corretta? Mediatore dei conflitti creati del progresso della scienza, quando queste influenzano direttamente la salute, il benessere e la integrità degli esseri umani. Questo è importante. La scienza, con il progresso tecnologico, ha bisogno di camminare su una base che si chiama morale e etica. Perché se la tecnologia viene utilizzata rispettando questi principi, è benefica per gli esseri umani, è benefica per noi. Cioè, se l'uomo usa il progresso tecnologico, riconoscendo che ogni scoperta che fa è legata al potere di creazione di colui che ha fatto tutte le cose, in questo caso Dio, il progresso tecnologico non genera conflitti con le questioni biblici e la fede viene a essere mantenuta. Ma sappiamo che ci sono persone in questo mondo che possono utilizzare solo le risorse tecnologiche per avere vantaggio economico, no? Sappiamo di questo. Senza rispettare gli aspetti etici e morali. Cioè, se la scienza si involve mancando il rispetto alla regola di base che è la dignità umana, non ha più valore.
Perché quando il cuore dell'uomo è legato solo alle cose materiali, il rischio è di sentirsi autosufficienti. E senza Dio sorgeranno conflitti con questioni biblici e la fede cesserà di esistere. Pertanto i progressi tecnologici legati principalmente alla biologia e alla medicina devono essere sempre soggetti alla legge della responsabilità morale. Io non parlerò oggi di cambiamento di DNA, che è un altro assunto, no? Importantissimo per noi. Dopo possiamo parlare di questo. Ma dobbiamo essere sempre attenti a una domanda: come si applica la tecnologia contro la dignità umana? Questo è importante. Per esempio, dai giochi per bambini e l'accesso gratuito su internet, per esempio. E la Bibbia parla di chip? Parla di chip? Dico a te, no. La Bibbia non parla di chip. Ma chip può essere il segno della bestia, come tante persone hanno parlato di questo. Guardando Apocalisse 13, versetto 16 e 17, la Bibbia dice che al tempo della grande tribolazione verrà implementato un sistema mondiale per controllare le persone nel loro bisogno più basilare, che è la sopravvivenza. La Bibbia dice, inoltre obbligò, fate attenzione a questa parola, inoltre obbligò tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. 17. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Quindi, rispondendo alla domanda se chip può essere il segno della bestia, direi a te, attualmente il chip già è una tecnologia di questa classe, già è una tecnologia di questa classe, ma non ancora fattibili. Oh, scusami, mio accento non è italiano, no? È un problema grosso con gli italiani. Molte persone non si rendono conto, ma i chip fanno parte della nostra vita da molto tempo e anche di certe forme di controllo. Io voglio commentare velocemente. L'applicazione è partita su carte telefonica, carte. Tessera? Non è tessera sanitaria, no? Ma è una carta, e carta di credito. Carta, ok. La parola è carta. Ok. Ma l'applicazione è partita usando la carta telefonica, né? Poi ha iniziato ad essere utilizzata su carte bancarie, come abbiamo. I biochip utilizzati su cani, per esempio, qua in Italia, i gatti, per l'identificazione, è tracciamento dell'animale come indirizzo, nome del proprietario e altri dati necessari sono già comuni. Questo è normale. Oggi ci sono microchip come per esempio nella Università Federale di Minas Gerais, a Brasile.
Ad esempio, sviluppati per il controllo di diabetes. Una volta impiantato, misura la temperatura, l'insulina, ossigeno, il controllo di una persona, il colesterolo per esempio, e trasmette, e tramite a un transponder, trasmette questa informazione. Só per capire, un transponder è un tipo di trasmissore, né? Radio, che riceve e amplifica e ritrasmette automaticamente i segnali quando riceve un segnale specifico. Ad esempio, quando io sono arrivato in Italia, mi sono registrato a Telepass. Conosce Telepass, no? Sì. La scatola che ho incollato sul vetro della mia macchina ha un transponder digitale che attiva automaticamente i pedaggi quando passa. Il concessionario sa che è passato. E una cosa interessante, quindi la debito scende sul mio conto bancario automaticamente. Io non vedo nessuno. Un altro esempio è quando io ho fatto il mio conto bancario qua in Italia. La mia carta di credito Unicredit, della banca Unicredit, fino a 25 euro, non è necessario inserire la password per effettuare il pagamento, un pagamento. Basta avvicinare la carta alla macchinetta. Questo è il chip, è la nostra vita. Non possiamo dimenticare che viene monitorato anche ogni telefono cellulare che accede a internet. Tu telefono in questo momento sta monitorato. È monitorato. Io ho fatto una prova, ho attivato lo storico della posizione del mio cellulare. Ora Google Maps, Timeline, mi informa via mail della città che ho visitato, del luogo che ho visitato, numeri di chilometri totali percorsi dall'inizio dell'anno. Sapevo tutto che io hanno fatto. Un'altra situazione per controllare la distanza sociale, per esempio, durante la pandemia, quando era a Brasile, all'inizio dell'anno, di questo anno, il governo di alcuni stati controllavano le persone usando il loro telefono cellulare. Non lo so qui, ma in Brasile a geolocalizzazione è consentita dalla legge, ma i dati delle persone devono essere preservati, ovviamente. Grazie. Ma l'avanzamento tecnologico ci darà diritto ad altre cose. Per esempio, la tecnologia 5G. Già hanno parlato negli Stati Uniti della tecnologia 6G. Già è in laboratorio la tecnologia 6G, chiamata Internet delle macchine. Ha lo scopo di portare internet allo dispositivo connessi, automobili, serrature elettroniche, telecamere di sicurezza e migliaia di altre applicazioni per telefoni cellulari. E rivoluzionerà il mondo con un'elevata potenza, con visualizzazione istantanea su miliardi di dispositivi in tutto il mondo, proprio come internet, quando è entrata nella nostra vita. Io sono nato prima della internet, ma quando la internet è entrata nella nostra vita, il sistema 5G
dicono gli esperti, avrà un impatto fortissimo su internet e sul controllo di macchine e di elettrodomestici. Oh, sto praticando. Il sistema 5G, per esempio, avrà da 10 a 20 volte più capacità e velocità rispetto alla attuale 4G del nostro telefono. Quando io arrivato all'Italia ho comprato una lavatrice Samsung, che ho comprato per la mia moglie, no? Per esempio, questa macchina basta visitare il sito web Samsung, scaricare e installare app Samsung Smart Home sul mio telefono cellulare e posso accedere e controllare la lavatrice anche fuori a casa. È una cosa normale. E i maggiori produttori del mondo del sistema di controllo in reti per 5G oggi sono Huawei, ZTE, sono cinesi, Nokia finlandesa, Samsung Corea del Sud e Ericsson. Il progresso del sistema 5G è inevitabile. Non sapevo se tu hai guardato in telegiornali. Il governo Trump ha annullato diversi contratti commerciali che bloccano Huawei negli Stati Uniti, al fine di mantenere la sovranità commerciale e tecnologica degli Stati Uniti sulla Cina. Ma, ad esempio, in mio paese, a Brasile, Huawei lavora insieme a Anatel. Anatel è un'agenzia nazionale delle telecomunicazioni del governo. Delle 86.000 stazioni di radio a Brasile, che è la base per la comunicazione 5G, 70.000 sono state costruite da Huawei. Non è brasiliana, è cinese. Cioè le forme di controllo stanno aumentando. Guardate questo, il palcoscenico sta essendo formato, preparato. Altre tecnologie per il controllo di identificazioni sono già in uso in mercato. Tu conosci, ma non si ricorda. Come oggi esseri umani ha caratteristiche uniche, per esempio, tutte le banche in Brasile utilizzano la biometria, sia dal palmo della mano, che è la mia banca, o digitale. In Brasile, quando si tengono le elezioni, per esempio, l'identificazione degli elettori è effettuata utilizzando la biometria digitale. E l'automobile, ad esempio, chiamati autonomo, stanno diventando computatori su rotte. Gli interventi chirurgici su internet saranno sempre più comuni prossimi anni. Tutte queste tecnologie sono tra noi, altre stanno arrivando. È noto che esiste un rischio. Qual è il rischio? La principale preoccupazione riguarda il virus e la fuga di dati. Il microchip e qualsiasi altro tipo di tecnologia di questo tipo è suscettibile di qualche tipo di invasione, diventando il bersaglio degli hackers, una parola inglese. Ma questa tecnologia, se combinata, possono diventare una forma di controllo globale? Commento di nuovo a te, che stiamo vedendo una realtà che indica che il palco per la grande tribolazione
è in preparazione, ma non è ancora la fine. Nel testo di Apocalisse 13:17 che ho parlato, la Bibbia stessa afferma che esistirà un controllo globale, sì, ma riferendosi al controllo del mondo che Anticristo farà durante il periodo della grande tribolazione e non nella grazia che stiamo vivendo. Domenica prossima vedremo queste cose nella Bibbia, ok? Ma una domanda per noi, per finire. Sto facendo un riassunto della predicazione, no? Per conto di orario. Ma una domanda: quale dovrebbe essere la nostra posizione come Chiesa di fronte a tutto questo? Abbiamo un impegno che non può essere dimenticato. Faccio questa domanda per una sola ragione. Ci sono molti cristiani preoccupati solo dei segni. Scusami. La verità è che i fenomeni escatologici sono catalizzatori dell'attenzione delle persone. Ma i movimenti intorno della Chiesa, attraverso fake news escatologiche, per esempio, no? Si stanno manifestando. Devi guardare e fare attenzione a questo. E gli opportunisti si alzano per fare previsioni escatologiche senza basi bibliche. Alcuni si scandalizzano e il Vangelo cade in discredito molti volte. Gli opportunisti usano la Bibbia in modo distorto, preoccupandosi solo della previsione, per non parlare dello scopo più grande che Dio ha per la Chiesa su questa terra, mentre Gesù non ritorna. Questo è importante. Abbiamo bisogno di conoscere la parola di Dio, vivere una vita, come il pastore ha detto, di santità, altre cose, di produttività, non è solo di santità, come un ballone pieno di aria. Pallone gonfiato. Io sono pieno della grazia dello Spirito. Che bello. E aí? Perché questo? Per essere produttivi. Questo è il nostro impegno in questo mondo. L'autore del libro che ho a mia casa qua, Cristianesimo attraverso dei secoli, ho studiato questo autore, lui ha dedicato la sua vita per studiare la storia della Chiesa. Ha scritto nella prefazione, non sapevo la pronuncia corretta, prefazione, al suo libro, una parola che per me è bellissima: dobbiamo servire meglio Dio, i nostri contemporanei, durante la vita, di parola e atti, in modo che le persone diventano più consapevoli dei loro bisogni spirituali. In una epoca di enfasi esistenzialista, per promuovere la causa di Cristo e costruire la Chiesa. Per me questo deve essere il nostro scopo. Ma qual è il requisito principale che dobbiamo avere nella nostra vita per salire con Gesù? Nel capitolo 12, versetto 14, la parte B, l'autore agli Ebrei dice: tu hai ascoltato questa parola oggi e credo che lo Spirito sta ripetendo a noi: senza santità nessuno vedrà il Signore. Se abbiamo una vita con macchia, ruga e con altri simili difetti, non vedremo il Signore. Gesù ha detto
in Matteo 24:12. E perché la iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Fare attenzione con questo, Está parlando di me e di te. Basta essere in piedi per cadere. Ma versetto 13 è una promessa. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Alleluia. L'Apostolo Paolo parla di questo requisito di una forma speciale. Só per finire la mia predicazione. Colossesi 3, versetto 1 a 4. Se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Versetto 2. Aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. 3. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. 4. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. In questo testo l'Apostolo Paolo parla del rapimento e della dottrina della risurrezione. Ma per andare con Gesù, l'Apostolo Paolo dice: cercate le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Lasciate i falsi insegnamenti, per esempio. Aspirate le cose di lassù, dobbiamo concentrarci sulle realtà spirituali dell'Eterno che abbiamo in cielo. La parola aspirate, abbiate in mente, è un sinonimo. Aspirate, abbiate in mente, sottolinea una decisione in corso, disciplina costante per concentrarsi sulle realtà spirituali che sono tesori eterni e non solo le cose di questa terra che sono tesori temporali. Tutto questo in questo mondo finirà un giorno. Purtroppo la nostra realtà è che non abbiamo disciplina con le cose spirituali. Questa è una verità. Vivendo molto di più preoccupato per questa vita che per la vita eterna. Non abbiamo tempo con la parola di Dio, per esempio. Non abbiamo tempo per pregare, per la preghiera, per esempio. E diventa un problema che manca la sensibilità per ascoltare la voce dello Spirito Santo. E la Bibbia dice: lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. Romani 8, 26. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché siamo deboli, umani, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. Lo Spirito Santo è la terza persona di Dio. Dio, in persona dello Spirito, sta lavorando a tuo fianco, al mio fianco, per aiutare. Dobbiamo salvare il senso di temore di Dio, fratelli. La Bibbia dice che il rapimento avrà in qualsiasi momento e avverrà in un batter d'occhio. Per molti sarà un grandissimo spavento per essere rimasti. Sto parlando con te. È un tema
che è per te e per me. Molti staranno vivendo un grandissimo spavento e dicendo: oh mamma mia, era verità. Era verità. Gesù non sta tornando. Gesù già è venuto. Io sono rimasto. E non c'è una seconda chance, perché la grande tribolazione inizierà. E per finire, io voglio invitare a pregare in questo momento. Prossima domenica e altra di questo mese parleremo di altre cose riguardo a tutto questo tema. Ma se c'è qualcuno che desidera rinnovare i suoi voti di arrendersi al Signore, oggi qua, ascoltando la mia voce, se qualcuno che è tra noi vuole farlo questo, per favore alzatevi, perché voglio pregare con te. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Signore Gesù, grazie per questo tempo, Signore, per questa mattina, per la voce del tuo Spirito Santo, chiamando la nostra attenzione come Chiesa, per cambiare la nostra vita. Oh Signore, sapendo che il biglietto in mano è importantissimo, perché Signore, riflettere la nostra vita in relazione a te, Gesù. Io chiedo da te, Signore, una manifestazione del tuo Spirito Santo questo mese. Oh Signore, comincia a lavorare in nostro cuore come Chiesa. Aiutano in nostra fede. In nome di Gesù Cristo. Abbiamo questa necessità, la tua presenza. Abbiamo, Signore, la tua direzione, perché tante cose intorno a noi cominciano Signore, a cambiare la vita umana. Tante cose, Signore, tante cose che sono conflitti diretti contro la tua parola. La famiglia, Signore, sta cadendo, l'amore sta finendo, l'interesse unico econômico in questo mondo sta diventando, Signore, obiettivo di tante persone. Sappiamo che bisogno di tante cose, Signore. Io so, Signore, di questo. Sappiamo di questo. Pastore già ha pregato per questo, benedicendo la nostra necessità. Ma, Signore, aiutano a vedere la tua gloria, a vedere la tua luce, a ascoltare la tua voce, a guardare la tua parola, a pregare durante la settimana, a digiunare, Signore, a andare con te tutti i giorni, non solo la domenica, Signore, ma per fare la tua volontà. In nome di Gesù, Signore, preghiamo e lodiamo e ringraziamo a te per la tua misericordia, per il sangue di Gesù su di noi. Grazie, grazie, Signore, per la tua gloria. Amen, Signore. Amen, Gesù. Amen.